mesa strada da vita umana me son trovà in una selva scura, che persa miga avea la tramontana, e come far dei sotterrori la pitura, che de quei poco più faror la morte ancora sul pensar che c'ho paura. Un spasimo che ho avuto così forte che il mal sangue già sa, ma dirò quello che ho visto, prima che abbia buona sorte. Come che fussi entrà, sapialo il sieo, tanto in sona migera in quel momento che dei dotrosi go fa là il più beo. Ma quando al piede na coina a stento già arrivare che a selva in fondo che impinio mega vede gran spavento, go al sei occhi e le greste a ponte in tondo dai raggi d'oro che ho visto illuminae dea lanterna che facciaro al mondo. Mese a ora le angosce un fiaca e col tremor che alla notte go patio per le tante paure che ho passae. E come il naufrago in mar che tocca il lio e se volta ansando e dalla riva l'onda tremenda al varda tramortio, col tremasso che ancora in cor sentiva men son voltà par scandagiar che il sito che a sano gammai anima viva. Sti quasi i primi versi dea Divina Commedia di Dante Alighieri, voltata in Veneto, in particolare che vi sentivo in variante veneziana, in del 1875, stampa a Padova, da Giuseppe Cappelli. In Veneto che c'è 4 versioni intere parziali della Divina Commedia, la prima la sei in veneziano, la seconda di anni 20 del Novecento la sei in veneziano, la terza la sei, anzi sei 5, la terza in padovan di anni 70 del Novecento, e ne c'è una quarta in Istro-Veneto, solo l'inferno però, e dopo un'altra in Triestin, dei tempi abbastanza recenti, solo l'inferno. Però spero che vi sia piaciuta, perché veramente la mi piace tanto che ho avuto l'occasione di recitarla tante volte anche a teatro, delle volte anche a certi brani in televisione, dalla prima volta nel 2010-2011 che per sbaglio sono marcato dei libri vecchi, libri antichi, che ha un originale, l'originale del 1875, stampante del 1875. Quindi abbiamo fatto anche come Accademia una sessione dei canti più famosi, Paolo e Francesca, l'Ulisse, vabbè, ovviamente il primo e il terzo canto, quindi l'entrata, l'inizio dell'inferno, l'entrata all'inferno, la porta dell'inferno, e il conte Ugoin, i traditori a fine appunto della cantica dell'inferno. Il Veneto puoi fare anche questo, voltare in maniera, vorrei dire, ben più che dignitosa, anzi veramente lirica, anche la Divina Commedia, che è un'opera straordinaria in toscano, che delle volte non credevamo, insomma, che l'italiano esistesse già, visto che Dante è gadito, insomma, dai, l'italiano lo cerchemo, non chiamavamo ancora italiano, però non aveva niente ancora catà. E se qui dopo che ho detto, ma se abbiamo da fare un italiano, proviamo a basarlo sul toscano, anzi sul fiorentino del 1300. Ma insomma, anche il Veneto che avevi visto, anche se non è un'opera così importante, e che ha la sua da dire e da dire bene. Fammi sapere se vi piace sto tocco, che magari mi metto a fare qualche lettura e all'atre della maratona, magari fare qualche playlist della letteratura veneta. Se vi piace, lo faccio volentieri. Tu sì che mi ho fatto un caponcò, la nostra maratona la prosegue qui. Abbiamo fatto l'episodio 39. Se vediamo domani con una nuova settimana della Maratona Veneta. Si andate a firmare in comune, sì, parliamo a Veneta, fino al 20 di settembre, perché questa Maratona Veneta si venuto a farla per quello anche, no? In modo che ogni dì si possa ricordarsi che il Veneto è dato a età fino al 20 di settembre, perché tutti i dì si può andare a firmare. Potete dire a tutti quanti chi va a firmare in comune o che contate un consigliere comunale di riferimento per poter andare a firmare da lui, perché anche loro, insomma, e anche gli assessori, e poi attivarsi. Così se vediamo lunedì. Ciao 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 ciao.